non mi sono mai tirato indietro nel fare battaglia neanche contro i miei, perché prima di tutto avevo il tricolore, avevo il pantalone del mio comune, e poi veniva il branco. E quindi ho fatto delle guerre che, guardando indietro, erano tempi d'oro. Io non so come riuscite a fare, perché ve lo garantisco, io ho tentato di vedere, per quanto riguarda il comune dove ho avuto l'onore di essere sindaco, e rispetto a allora oggi è un disastro. Allora, su questo innanzitutto io vi chiedo di avere un approccio diverso, perché se voi pensate rispetto alla battaglia culturale che è in atto, perché è in atto una battaglia culturale fra quella parte della pubblica amministrazione che è incancrenita, che ha la cancrena, e la parte buona, e per assurdo sta perdendo la parte buona e non sta reagendo anche nell'interesse del paese. Non sto dicendo nell'interesse di questo o quel partito, nell'interesse di una categoria. Cioè, se vincono gli enti locali questo braccio di ferro dicendo guardate che state sbagliando, vince il paese, nel senso che ormai da tanti anni, una decina d'anni, fra una roba e l'altra, no? Dove l'idea è che il male del paese sia dentro quel calcolo dell'Inter e non c'è proprio interessa dove effettivamente c'è il fatto del servizio deve essere compensato. Che diceva questo, e danno erariale, fatto salvo le figure istituzionali, fatto salvo, e quindi fatto salvo le persone che hanno diritto alla sicurezza, e quindi sto pensando che in questo paese possiamo riuscire a dare la macchina a mano questo succede nel nostro paese. Ho detto è danno erariale, ebbene l'emendamento me l'hanno bocciato. Allora, quello che io vi chiedo, al di là dell'emendamento spicciolo, l'avanzo, non l'avanzo, serve una battaglia proprio di approccio culturale più alto, perché sennò la partita è persa, ma è persa per il paese non solo per i ruoli che svolgete, perché che la pubblica amministrazione italiana abbia un problema non c'è dubbio, il deficit che c'è e il debito che c'è non c'è dubbio che bisogna mettere mano, ma sappiamo perfettamente per effetto delle norme che quel deficit non l'hanno commesso, non è nato per causa, per colpa degli enti locali. Se voi non potete produrre deficit, fatto salvo gli enti che non hanno rispettato le norme, dove quei sindaci dovevano mangiarsi la casa, andare in galera, e qualcuno li ha mandati in Parlamento. Chiaro, faccio riferimento a Catania. E dopo è arrivato un contributo straordinario. Ma questa realtà, allora, o voi vi elevate rispetto a questo, al di là delle barriere, io quando dico non c'è Lega, non c'è PDL, non c'è PD, fatelo come forza, come squadra, e fate un ragionamento di tutto, perché non potete accettare che questo avvenga. I 1500 milioni di taglio per il 2011